Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente in Europa all'interno del circuito della Catalogna per dare il via a questo fantastico Gran Premio di Spagna. Praticamente questo circuito è un circuito davvero molto carino che mi piace davvero molto perché sono riuscito a ottenere intanto la prima posizione ragazzi grazie ai nostri cari meccanici che sono riusciti a individuare un importante assetto per la nostra autovettura proprio perché il circuito della Catalogna è un circuito davvero molto particolare, lo potete vedere anche nell'attuale visione del circuito. È un circuito che dispone davvero di diversi rettilinei e di molte chicane che vanno affrontate a una velocità particolarmente elevata. Per questo l'autovettura deve avere un'ottima risposta conseguita dalle marce lunghe in modo tale da mantenere una velocità in curva costante e ovviamente abbastanza elevata. Allora, come potete vedere partiamo in prima posizione con un obiettivo attuale dell'ottavo posto e davvero in questa pista sono riuscito a ottenere una performance davvero ottima. Infatti guardando il nostro piccolo Will Smith l'addetto ai pneumatici possiamo vedere che i pneumatici morbidi sono stati usati appena al 5% e quindi possiamo utilizzarli all'interno della nostra gara e quindi effettuare una sosta un po' più in là che al solito quarto giro come ci fermiamo di solito. Quindi la strategia di gara può essere considerata idonea come la stiamo considerando adesso, ovvero al quinto giro montiamo dei pneumatici duri. Perfetto, allora diamo un'occhiata al nostro assetto ragazzi. Innanzitutto potete vedere che il tempo, ovvero le condizioni atmosferiche si ritrovano davvero ottime, 23 gradi ritroviamo il nostro asfalto e inoltre un bel tempo sereno, quindi non abbiamo problemi di pioggia, nessun svantaggio e andiamo a caricare il nostro assetto predefinito. Allora andiamo nella sezione carica assetto, benissimo. Ecco qua l'assetto da usare ragazzi. L'assetto da usare possiamo dare un'occhiata veloce soprattutto ai componenti più importanti, ovvero l'alettone e anteriore e posteriore, che sono posizionati davvero molto vicini al terreno. Ci saranno sì e no 50 cm dal terreno all'alettone. In seguito i freni sono impostati in una maniera davvero molto reattiva, cioè abbiamo una pressione molto alta che può anche causare il bloccaggio delle ruote, e impostati sul posteriore. Inoltre utilizziamo un motore nuovo, quindi è un motore che non è stato ancora sfruttato e possiamo utilizzarlo particolarmente per questa gara. Benissimo, entriamo all'interno della nostra posizione di partenza, vediamo un po' dove ritroviamo il nostro caro Barrichello e speriamo di superarlo anche all'interno di questa gara. Ovviamente partiamo in prima posizione, riusciremo a ottenere numerosi punti per quanto riguarda la classifica costruttori e la classifica piloti, però cerchiamo di mantenerci sempre nelle prime tre posizioni. Allora, diamo un'occhiata alla griglia di partenza: Van Elgen in prima posizione, in seguito Fernando Alonso con la sua bella Ferrari e in seguito gli 8 cilindri di Vettel con la sua grande Red Bull. Eccoci ragazzi davanti ai nostri 5 semafori rossi che si stanno per accendere. Sta per partire il Gran Premio di Spagna, motore al massimo e via, si partono le vetture. Vediamo se riusciamo a lasciare la posizione ed ecco Alonso, Vettel, dietro ancora Hamilton e Webber. Attenzione, tenta un sorpasso Alonso sulla parte destra della nostra autovettura. Andiamo a tutta forza, ecco la prima curva ragazzi, entriamo a manetta. Benissimo, attenzione. Vediamo un po' come si sta evolvendo la classifica. Guardate un po' quanto sono veloci queste curve. A 200 km/h le affrontiamo. Ed ecco la classifica momentanea al primo settore: Van Elgen, Alonso, Vettel, in seguito ci sarà Hamilton e in seguito Webber se non hanno perso posizioni. 267 centesimi di secondo dal nostro grande Alonso. Andiamo, forza, spingiamo il nostro motore Cosworth al massimo, utilizziamo il turbo soprattutto in questi rettilinei dove è necessaria un'accelerazione maggiore. Andiamo, attenzione, ripuliamo i pneumatici ragazzi, c'è qualche residuo d'erba ancora qua su. Andiamo, perfetto, diamo un'occhiata al nostro motore, la temperatura delle gomme, la temperatura del motore è abbastanza regolare. Attenzione ad Alonso che tenta di superarci in frenata, non permettiamoglielo. Andiamo, siamo davvero in prima posizione ragazzi. Davvero non mi sembra vero che siamo riusciti finalmente a ottenere questa fantastica posizione. Davvero molto tempo che l'aspettavate, infatti ho visto che avete effettuato diversi commenti quando ti rivedremo in pole e adesso proprio quest'oggi ci ritroviamo in prima posizione. Speriamo di continuare così. Intanto Jenson Button con la sua McLaren riesce a sorpassare il grande Vettel con 366 centesimi di secondo in svantaggio rispetto alla nostra autovettura, che raggiunge 305 km/h circa in questo fantastico rettilineo. Benissimo, l'autovettura è impostata in maniera molto rigida, infatti disponiamo delle sospensioni molto rigide che tentano di sfruttare soprattutto queste curve dove abbiamo bisogno di un'aderenza,
reattività della vettura particolarmente attiva. Allora diamo un'occhiata anche alla sezione dei danni, non abbiamo alcun danno soprattutto all'interno meccanico, ma abbiamo qualche problemuccio per quanto riguarda la gomma anteriore sinistra, che come vedete è un po' più scura delle altre, quindi si consumerà per prima. Infatti all'interno di questo gioco è molto ben dettagliato anche la visione dei pneumatici. Pian piano che la vettura andrà a consumare i suoi pneumatici sul terreno di gioco, chiamiamolo così, i pneumatici sembreranno sempre più scarni ogni giro che andiamo ad affrontare, ed è davvero un particolare molto ben evidente. Vediamo un po', le ruote saranno al 93% circa, ancora possiamo spingere per ben 13 giri. Vediamo un po' se possiamo affrontare queste ultime due chicane, che sono davvero molto ardue da affrontare, perché è possibile anche perdere aderenza e anche tagliare la curva come abbiamo ben fatto adesso, maledizione. Infatti le curve all'interno di questo settore sono molto ben dettagliate. Allora, il kerso non l'abbiamo utilizzato, quindi sprigioniamo un po' in questo rettilineo. Benissimo, diamo un'occhiata al nostro carburante. Come potete vedere ci ritroviamo con la modalità carburante 1, anzi la modalità carburante 2. Per adesso manteniamo la modalità sul carburante 2, maledizione, ho sbagliato, adesso la rimettiamo perché non abbiamo bisogno di spingere al massimo, per adesso basta mantenere la nostra posizione. Benissimo, allora la sosta è al quinto giro, ragazzi, mancherà qualche altro giro e poi dobbiamo confidare nei nostri meccanici, perché davvero perdiamo tutte queste posizioni per colpa dei meccanici. Qua mi arrabbio, perché ho conquistato la prima posizione in qualifica con un ottimo tempo, per colpa dei meccanici che hanno le mani arrugginite non voglio proprio farlo. Comunque speriamo che si comporteranno bene. Allora vediamo un po' come ritroviamo la classifica. Ancora Alonso dietro di noi, questa Ferrari guardate come spinge, e ha spinto anche nello scorso Gran Premio, è arrivata al secondo posto, ragazzi. Davvero voglio vedere adesso il prossimo Gran Premio, ragazzi. Il prossimo Gran Premio lo giocheremo in diretta, perché coinciderà direttamente. Attenzione, ho perso un attimo di vista la macchina. Praticamente dicevo, il Gran Premio successivo coinciderà direttamente con quello che sta avvenendo per adesso in Formula 1, ovvero il Gran Premio di Monte Carlo. Praticamente ho visto che siete molto curiosi di vedere che cosa combineremo a Monte Carlo. Comunque aspettatevi una sorta di scontro con le auto vetture avversarie. Attenzione ad Alonso che ci sta superando, la Ferrari di Alonso sulla nostra destra. Cerchiamo di riprenderlo, guardate un po' che bel sorpasso che ha fatto Alonso. Ha detto che noi in frenata lo superiamo in accelerazione, madonna mia. Grande Van Helgen, sta cominciando a prendere la mano. Vediamo un po'. E comunque vi dicevo, sarà una vera e propria carneficina Monte Carlo, perché è una pista davvero molto stretta, che non lascia davvero molto spazio ai sorpassi, e quindi basta un piccolo errore per finire al di fuori delle protezioni. Comunque vedremo come comportarci. Comunque sarà una pista davvero molto impegnativa e speriamo di ottenere ottimi risultati. Comunque non me lo aspetto, otterremo davvero un risultato abbastanza mediocre, ma non aspettatevi performance quindi eccellenti come stiamo effettuando oggi. Vediamo un po', Button ha superato Alonso, vediamo un po', 366 centesimi di secondo dalle nostre quattro ruote. Benissimo, abbiamo peggiorato il nostro tempo a causa di questa maledetta curva, che a mio parere è la più difficile del circuito, perché va affrontata con una velocità medio-bassa e quindi è un pericolo anche per il nostro pilota. Ok, un giro, ragazzi, ai box, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Intanto c'è stato un piccolo sorpasso prima, è un grandioso sorpasso in frenata. Diamo un'occhiata al nostro carburante, possiamo continuare in questa posizione. Vediamo un po', ancora il carburante c'è, perfetto. Dando un'occhiata ai pneumatici, sono un po' consumati. Guardate, il pneumatico sinistro mi fa davvero molta paura, guardate, quasi rosso. Guardate, mamma mia, dobbiamo conservarlo, perché praticamente c'è la lava che esce fuori dal pneumatico di quanto è incandescente, quindi cerchiamo di risparmiarlo. Wow, guardate quanto abbiamo migliorato, 733 centesimi di secondo, stiamo facendo davvero furore. Non so, ragazzi, se riusciamo a vincere questa gara. Quello che faranno i nostri piloti, praticamente non hanno mai avuto un successo in Formula 1 fino adesso, e avere davvero un vantaggio sul barrichello proprio in questa maniera, vincere il Gran Premio, ottenere una bella coppa e mettercela in casa, sarebbe davvero un grandioso vantaggio. Benissimo, andiamo, cerchiamo di ottenere vantaggio. Vediamo Button, seconda posizione, ce l'abbiamo di dietro, guardate la frecciolina che ci indica dove si ritrova, ci facilita un po' lo sguardo degli specchietti. Nonostante miglioriamo tutti i settori il nostro tempo, continuiamo ad avere Jenson Button che continua a rompere le scatole. Andiamo, vediamo che riusciamo a fare. Ecco l'entrata dei box, ragazzi.
abbiamo il meccanico di Cars dentro. Andiamo. Ecco qua il box. Andiamo. Ehi. Stavo perdendo aderenza, maledizione ragazzi. Allora, tutto nelle mani dei meccanici ragazzi. Speriamo di ottenere qualche vantaggio rispetto ai nostri avversari, chiamiamoli così. Vediamo un po'. Ecco i meccanici Williams. Ciao ragazzi, come state? Vediamo, ci hanno preparato il caffè. Niente, ecco 4 secondi ragazzi, velocissimi, complimenti, gli abbiamo messo l'olio nelle mani prima di iniziare la gara. Sesto posto davanti a Barrichello ragazzi, il nostro avversario più temuto. Rientriamo nella corsia di accelerazione ed ecco che ci immettiamo direttamente vicino alla nostra curva preferita. La prima curva è la migliore a mio parere. Si sono fermati tutti. Ah, dimenticavo ragazzi, abbiamo dei pneumatici appena usciti dal frigorifero, quindi dobbiamo stare molto attenti. C'è ancora un po' di ghiaccio che pende dalla parte anteriore della vettura, quindi stiamo molto attenti a scioglierlo. Barrichello in quinta posizione, cerchiamo di riprenderlo nella maniera migliore. Facciamo riscaldare questi pneumatici ragazzi, perché davvero si nota la differenza con i pneumatici morbidi che erano incandescenti. Allora Barrichello è un po' da noi, quindi cerchiamo di ottenere vantaggio. Attenzione. Benissimo. Chi abbiamo dietro? Vettel con la sua Red Bull. Mamma mia, Vettel quest'anno sta ottenendo davvero mi sta piacendo molto all'interno del campionato, come soprattutto Raikkonen e Grosjean, questa coppia Lotus fantastica che all'interno del 2008 Raikkonen, non dimentichiamo che ha effettuato il miglior giro su questo circuito con mi sembra il tempo di 1,21 circa. Cerchiamo di batterlo ragazzi, anche se siamo molto lontani dal suo record. Comunque quest'anno mi sta piacendo anche molto questo nuovo pilota che non conoscevo, ovvero questo Grosjean. Sta effettuando davvero giri sorprendenti e mi sembra nel Gran Premio della Cina ha ottenuto davvero un notevole vantaggio. Allora, come potete vedere il nostro Alonso, anche quando ci ha superato, adesso mi è venuto in mente, ci ha superato anche perché disponeva del suo DRS. Infatti l'ala posteriore che permette di guadagnare un notevole vantaggio soprattutto per quanto riguarda il recupero d'aria. Allora adesso lo utilizzeremo su Button se abbiamo l'occasione di affrontarlo in rettilineo. Comunque ragazzi, terza posizione, come avete potuto vedere i Cox l'hanno fatto uscire molto prima di noi. Andiamo, utilizziamo il KERS, lotta agguerrita. Andiamo, utilizziamo il KERS, qualità carburante 1. Benissimo, ha detto Jenson Button. Prima posizione ragazzi, chi c'è? Guardate nella mappa chi c'è, non lo voglio neanche dire. Maledizione, dobbiamo passarlo, maledizione. Passiamolo, prendiamo la scia, prendiamo la scia. Andiamo. Bene, ci ha superato, guardate un po' quanto abbiamo perso. Forza. L'ultima chicane. Avanti, ecco il rettilineo finale ragazzi, abbiamo ancora un bel po' di tempo per recuperare. Vediamo se possiamo applicare il nostro DRS. Avanti, ce la dobbiamo fare, maledizione. Tutto il KERS che siamo giocati. Davvero non voglio saltare nessun giro perché questa corsa si sta davvero mostrando molto appassionante. Quindi con qualche uomo davanti è sempre molto più convincente correre. Quindi andiamo, cerchiamo di superare Jenson Button. Vediamo un po'. Questa gara sarà una delle più lunghe ragazzi. Allora, vediamo un po' quanto siamo, 816 centesimi. Dobbiamo recuperare, avanti. Come stiamo col carburante? Ancora per un giro, benissimo. Dai, maledetto Jenson Button, guardate quanto è forte con quella sua McLaren. Ma noi abbiamo la Williams ragazzi, il motore della Williams non è un rumore, non è un motore che emette un ronco, è una voce il motore della Williams. Guardate un po'. Andiamo. Forza. Benissimo, cerchiamo di ottenere vantaggio in accelerazione. Ma come mai nelle qualifiche sono riuscito a ottenere tempi fantastici e adesso nell'ultima parte del circuito non riesco proprio a farlo? Intanto ci stiamo avvicinando, guardate un po' in frenata. Attenzione, ecco, maledizione, la curva l'abbiamo tagliata. Eccoci, forse possiamo utilizzare il DRS. È molto veloce Jenson Button. Ecco il DRS attivato ragazzi, guardate un po', ci avvicineremo davvero molto velocemente. Perché guardate qua, 340 km/h guadagnati direttamente grazie al recupero di aria. Guardate quanto siamo veloci quanto siamo vicini al nostro Jenson Button.
Prima posizione Jenson Button. Wow, perché è entrato ai box Barrichello. Dobbiamo superarlo, ragazzi. Jenson Button è primo. Mamma mia, dai, ci stiamo giocando la prima posizione. Forza, forza, nono giro. Li voglio riprendere tutti questi giri, sono fantastici. Avanti, 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 avanti. Forza. Più veloce, maledizione, è più veloce. Vi ricordo che sotto il cofano abbiamo una voce, non abbiamo un motore. Avanti, dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. Come stanno le gomme? Maledizione, sempre questa maledetta gomma sinistra, sempre un po' più scura delle altre. Guardate quanto ci avviciniamo in frenata. Utilizzeremo il KERS nella seconda parte del rettilineo. Avanti. Eccoci, attenzione a non perdere l'aderenza. Quanto siamo vicini. Avanti, 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 avanti. Perfetto, dobbiamo utilizzare il KERS, vediamo. Perfetto, KERS e DRS. Colpi d'attacco vincente. Eccoci, siamo vicini, siamo molto vicini. Ancora niente. Dai, forza, come sta il carburante? Ancora più un giro, ma siamo proprio con la miscela al massimo. Mettiamoci con la miscela normale per evitare qualche problemuccio. Abbiamo recuperato diversi centesimi di secondo. 3 giri ancora, ragazzi. Mamma mia quanto è veloce, non riusciamo proprio a prenderlo. Comunque già una performance così elevata al secondo posto è fantastica. Avanti, guardate che forte questa curva. Andiamo, facciamo sfociare questi 300 cavalli che abbiamo di sotto, forse anche di più. Possiamo anche doppiare qualche uomo, guardate là la mappa. Ci troviamo davvero molto vicini. Avanti, forza. Questa curva va affrontata con la seconda marcia, ragazzi. Guardate un po' che figo. Ok. Avanti, siamo al rettilineo finale. Taglio curva ancora, ma se l'ho presa benissimo. Eccolo, eccolo, eccolo che se n'è andato. Siamo il 3, carburante 3, è molto lontano da noi, non ce la facciamo più a prenderlo, ragazzi. Mannaggia. Niente, niente, Jenson Button è andato via. Guardate qua, ha fatto anche il giro migliore ed eravamo noi in prima posizione, maledizione. Va bene, continuiamo ad andare avanti, cerchiamo di riprenderlo, ragazzi. Ci rivediamo tra qualche giro nella speranza di ottenere qualche secondo di vantaggio in più. Eccoci, ragazzi, all'ultimo giro ci ritroviamo direttamente a 5 secondi da Jenson Button e a causa di quegli stronzoni dei doppiati ho dovuto effettuare delle brusche frenate per evitare qualche squalifica e quindi distruggere la loro autovettura, e quindi ci ritroviamo davvero molto lontani da Jenson Button, quindi non aspiriamo più al primo posto. Comunque un ottimo secondo posto abbiamo ottenuto quest'oggi, anzi speriamo di ottenerlo, speriamo che non scoppi qualche ruota all'ultimo giro. Guardate un po', Jenson Button ne ha 4 secondi e 699, quindi abbiamo recuperato notevole vantaggio. Massa si ritrova al terzo posto, quindi la classifica è cambiata, come potete ben vedere. Abbiamo ottenuto davvero un ottimo vantaggio quest'oggi, ci siamo comportati benissimo, ottavo posto era l'obiettivo principale, comunque ci possiamo ritenere soddisfatti. Chissà la festa che ci faranno nella scuderia, e dobbiamo fare anche le nostre congratulazioni ai meccanici che sono stati ottimi all'interno di questa gara. Grazie a quel pit stop molto veloce siamo riusciti a recuperare la nostra posizione molto velocemente, perché di solito perdevamo sempre 5-6 posizioni, invece adesso ne abbiamo persa solo una. Diamo un'occhiata, potete vedere. Oh, attenzione, ragazzi, siamo a secco di carburante. Come può essere questo? Guardate in basso a destra l'icona del carburante, non abbiamo più carburante? Maledizione, Jenson Button vincitore, però cerchiamo di arrivare al traguardo, non è che dobbiamo arrivare a spinta. Vediamo. Secondo posto, ragazzi, Van Helgen seconda posizione. Vediamo cosa dice la nostra scuderia. Voleva arrivare al primo posto, però maledizione, non ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo provato però. Allora, una posizione persa. Vediamo un po', voglio vedere la classifica costruttori. Vediamo un po'.
la nostra scuderia non ci ha detto niente, diamo un'occhiata. Allora, secondo Van Helgen, terzo Massa, diamo un'occhiata al caro Barrichello, 12ª posizione. Benissimo, vediamo un po' come ritroviamo la classifica. Quinto posto classifica piloti, invece classifica costruttori ancora quarto posto. Benissimo, continuiamo, vediamo un po' la nostra scuderia se sarà entusiasta della nostra posizione. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, ci ritroviamo direttamente sul podio al prossimo gameplay a Monte Carlo ragazzi. Ciao a tutti.